Era necessaria ed è anche buonsenso. Non possiamo continuare ad avere il comune impegnato, tutto l'ufficio anagrafe impegnato in queste attività e anche poi riducendo i servizi ai cittadini che normalmente vengono a chiedere la carta d'identità e il rifacimento di documenti. Tira un sospiro di sollievo il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, e come lui tanti primi cittadini, soprattutto di piccoli comuni, all'indomani del decreto legge targato Tajani passato in Consiglio dei Ministri, con cui si dà una stretta al conferimento della cittadinanza ai discendenti di italiani. L'automatismo con determinati requisiti di residenza scatterà solo per chi ha un genitore o un nonno nato in Italia. In Veneto e nella Marca da tempo gli uffici anagrafe sono subissati di richieste, riguardano soprattutto oriundi del Sud America. Nel mio piccolo comune di 4.000 abitanti, circa 500 richieste all'anno, tra richieste di accesso agli atti per avere i documenti degli avi, lontanissimi, e poi le richieste effettive. Crosato, Casacca, Forza Italia, la stessa di Tajani, plaude quindi all'iniziativa del governo, ma il centrodestra è già diviso. Di un errore culturale parla Elena Donazzana da Fratelli d'Italia, mentre la Lega chiede di fatto uno stop. Perché se la motivazione di limitare le cittadinanze è perché i consolati e i comuni e piuttosto che i giudici non riescono a stabilire quali sono le situazioni di illegalità da quelle di legalità, allora è la resa davanti all'illegalità di questo Stato, l'ennesima resa. Non dimentichiamoci che queste persone, quando se ne sono andate dall'Italia, non solo hanno mandato le rimesse in Italia consentendo alle famiglie che rimanevano qui di sopravvivere, ma erano meno bocche da sfamare e di fatto hanno consentito davvero la sopravvivenza fisica dei congiunti che sono rimasti nel nostro paese. Da una parte si vuole limitare il diritto alla cittadinanza per chi ha sangue veneto e italiano, dall'altra si cerca di velocizzare le procedure con lo ius scholae per chi magari in Italia è appena arrivato. Noi siamo molto contrari a questa proposta, una proposta che va rivista e va sicuramente cambiata. Ma anche in casa Lega non tutti la pensano allo stesso modo, così il sindaco leghista di Pederobba. Troppi sono i documenti falsi che vengono presentati alle anagrafe comunali. Gli impiegati stanno diventando dei pazzi per scovare questi furbetti. Purtroppo per colpa di qualcuno ne rimette chi ha desiderio di diventare italiano veramente. È ora di finirla, è ora di mettere delle regole ferme ed è necessario mettere una stretta nei confronti di chi fa il furbetto. Meglio quindi, questo è il senso, occuparsi delle persone che in Italia ci sono già. Che risiedono e vogliono sviluppare la propria vita, la propria famiglia qui rispettando le nostre norme e le nostre regole.